mugnaio una volta toccava la farina, che da solo riusciva a determinare l'umidità e le ceneri. Era una cosa forse romantica. Dove siamo qua? Buongiorno, benvenuti No, alla Qualitaria San Paolo. Allora, siamo in Sicilia, Siamo- giusto? siamo E qua in è Sicilia. certo, quindi Siamo in già Sicilia. parliamo di qualità. Siamo nel Siamo territorio di Siracusa, A siamo Siracusa, nei pressi di Cassibile, e siamo alla Molitoria San Paolo, azienda Molino che il mulino a Palazzolo, l'altro impianto che abbiamo per la trasformazione del grano duro. Qui si in vede, particolare sì. Ma le eliche quelle non c'è, non è come il mulino Cioè, bianco. noi pensavamo, l'immagine è questa, No. le eliche Purtroppo- che girano, niente. non c'è neanche il fiume, quindi neanche. è un impianto moderno, sicuramente diverso da quello che è comune al nostro immaginario. Ora nel particolare vedremo le varie fasi di lavorazione del prodotto e vi spiegherò anche le differenze che ci sono tra il grano duro e il grano tenero. Dai, andiamo dentro. Molitoria San Paolo. Perché San Paolo? Perché noi siamo una famiglia originaria di Palazzolo Acreide, dove il santo protettore è appunto San Paolo. Quindi l'azienda nel 1955 è stata fondata con questo nome e si usava molto associare il nome del santo all'azienda. Noi facciamo questo lavoro dal 1850 addirittura, avevamo dei mulini ad acqua per conto di alcuni baroni appunto di Palazzolo Acreide. La macinazione a pietra con i mulini ad acqua. Adesso il lavoro è cambiato completamente, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi decenni c'è stata tanta innovazione, soprattutto a livello di sicurezza alimentare, ma anche i prodotti, la farina che è veramente un'eccellenza a livello mondiale, ha raggiunto sicuramente delle caratteristiche superiori rispetto a tutti i prodotti che vengono usati in passato. Questa è un'eccellenza siciliana, ma è un'eccellenza poi nel mondo. Ora al di là ci racconterai dove il vostro prodotto va, dove lo portate, dove lo esportate, però di sicuro già l'impatto, ribadisco, Molino, pensavamo altro, è un'azienda, anche un processo industriale ormai che è Moderno, applicato, però, moderno, diciamo, anche innovativo, tecnologie. che è quello che Assolutamente. Allora, garantisce vediamo. la qualità. Andiamo dentro? Sì, andiamo dentro, facciamo un giro nell'impianto e soprattutto nel laboratorio, che è diventata sicuramente nei mulini una delle parti più importanti, è quella che poi ci consente di garantire la qualità ma soprattutto la costanza del prodotto, perché dico sempre che la bravura, la capacità di un mulino deve essere quella che pur utilizzando materie prime non sempre uguali, perché cambiano a seconda delle origini, delle annate che possono essere con fattori climatici diversi, il mulino deve comunque garantire al cliente un prodotto che sia sempre costante. Ottimo, andiamo. Di qua. Buongiorno. Daniele Tomasello, Salve, buongiorno, nostro scusa. mugnaio. Daniele, Buongiorno. piacere. Esperto mugnaio. Diciamo che qualche anno di mestiere ce l'ho, oltre 30 anni. E nei mulini moderni la farina nasce qua praticamente. Sì, diciamo che è qua dove si fanno i test reologici per verificare le caratteristiche appunto del prodotto finale. Cioè, spiegaci cosa succede qua Sì, dentro. diciamo che facciamo dei test in accettazione, intanto per capire il tipo di grano che stiamo insilando e quindi caratteristiche legate all'umidità e alle proteine, che ci servono intanto per stabilire la qualità, e da quello determiniamo in quale cella va insilato. Daniele, abbiamo una prova in corso, se volete. Ok, certo, in Sì, diretta. assolutamente. Sì, questa è una Spiegaci. prova Daniele, reologica. Allora, questo qua è l'alveografo, diciamo che è uno dei test più comuni che si fa per verificare appunto le caratteristiche plastiche del glutine. È un'impastatrice dove si ci mette dentro del prodotto 250 grammi di farina con l'acqua distillata e il sale, naturalmente anche questi devono essere sempre uguali, sempre dello stesso tipo. Si impasta per 8 minuti, questa è la metodica ufficiale, si tira fuori una formetta che verrà poi tagliata e verrà poi spianata, in modo che lo spessore di questa formetta sia sempre la stessa. Queste formette vengono messe poi in una camera di riposo a 25 gradi e alla fine del test verranno fatte delle prove. Qui c'è un tamburo con una pompetta che butta dentro dell'aria. Quest'aria farà dilatare appunto questo impasto, questo glutine, e creerà una bolla. Tanto è più resistente il glutine, più resistenza avrà quest'aria. Questo test verrà poi registrato in un software e ci determinerà appunto la prova alveografica.
fa una curva che è questa qui, vi faccio vedere come che viene fuori alla fine. Verrà calcolato la resistenza, che è la P alveografica, e l'altezza di questa curva, mentre la lunghezza e l'estensibilità alveografica, e il volume di questo grafico è quello che viene chiamato in gergo W. Naturalmente questo è strettamente legato alle caratteristiche del glutine. Più è forte il glutine, più è la quantità di glutine, più questa curva verrà grande. Tant'è che infatti se noi vediamo per esempio questa con questa, sono due prove alveografiche di due farine completamente diverse. Come vedete qua il W per esempio è 400 e 500, è una farina per grandi lievitati, che ne so, panettoni, colombe pasquali. Questo invece è una farina standard, anche ecco, andrebbe bene per una farina per le baguette o per un impasto diretto. Perché l'altezza della curva è qua, lo spiego per chi legge, Allora, questa è 65, sì, l'altezza questo arriva oltre a 100. 120, il Sì, doppio. quello che è Ma anche la importante, larghezza. quello che è importante è È il l'area volume. complessiva. Ecco, sì, infatti noi facciamo diverse tipologie di farina, se vedete ogni grafico ha una curva ben distinta. Questo Per è molto molto per esempio debole. questa è una farina per grissini. Nel grissini è un impasto molto debole, non ha bisogno di lievitazione, quindi quello che richiedono è una farina debole con un glutine molto, molto debole. Se vedete sono tutte teste alveografiche, tutti diversi. E il costo della farina, sbaglio, è legato alla Sì, diciamo che le proteine, la quantità di proteine sicuramente determina anche il prezzo. Naturalmente non sempre però è legato soltanto a quello, perché uno può avere una farina con valori proteici alti, ma la qualità del glutine poi è scadente e quindi vanno viste ecco, nell'insieme. E voi la qualità del glutine riuscite a valutarla? E appunto questo qua è uno dei test che facciamo per determinare la qualità del glutine. Ma non si vede in questo grafico? Sì, qua per esempio se il W in questo caso è 180 e in questo caso è 280, ecco già... Ah, non è solo di quantità, ma è di qualità Sì, l'analisi, ma ok. infatti- Cioè, nel senso che più alto è o più basso è il W? assolutamente, più è grande il grafico, più è grande il W, più la qualità del glutine sicuramente è buona. Naturalmente non è soltanto però il volume quello che ci interessa, ma anche il rapporto che c'è per esempio tra la tenacità e l'estensibilità. Ogni farina è adatta a un tipo di lavorazione. Vi faccio un esempio: se è un impasto diretto, quindi se devo fare del pane, magari una farina un po' più tenace e quindi si presta meglio a un impasto diretto. Se invece io devo fare, che ne so, una pizza, ecco che è fondamentale, oltre al W, anche l'aspetto dell'estensibilità del glutine. Vi faccio un esempio: se il pizzaiolo vuole stendere un panetto e il glutine è troppo tenace, questo panetto torna indietro ed è un difetto importante. Può avere il W che vuoi, ma se non ha questa caratteristica no, non va bene. Vi faccio vedere come intanto qua Massimo ha continuato a fare il test. Più o meno. Sì. Quindi questo poi Sì, ecco, poi vengono appiattiti. È importante che poi lo spessore di queste formette sia sempre lo stesso. Perché la macchina valuta quante bolle vengono fatte in pratica? No, e valuta le caratteristiche appunto plastiche di questo glutine. Ora appena completiamo i test vi faccio vedere che cosa succede. Facciamo le formette, le mettiamo dentro questa camera, le mettiamo a riposare e poi dopo, quando le metteremo in questo tamburo qua, vedremo le caratteristiche appunto plastiche. Ma questo, stavo dicendo, è soltanto uno dei test che facciamo. Poi noi per esempio ci potrebbe interessare capire quant'è l'assorbimento per esempio di questa farina. Allora in quel caso, invece di fare l'alveografo, facciamo il farinografo, che è quest'altro test qua. Faccio vedere. intanto qua sta lavorando. Sì, intanto lì facciamo riposare. Questo è il farinografo. Ecco, in questo caso si mette dentro della farina e dell'acqua. In questo caso è senza il sale, quella invece andava messa col sale, sono due metodiche diverse. Si fa impastare. In questo test cosa vediamo? Quanta acqua è necessaria affinché l'impasto raggiunga una consistenza determinata. Si chiamano 500 unità per bender. Quindi ci fa capire quanto acqua assorbe l'impasto, ma soprattutto ci fa capire per quanto tempo l'impasto riesce a mantenere questa consistenza. Il grafico che esce fuori è questo qua. Questo è un apparecchio fondamentale per capire. Ovviamente su ogni farina viene fatto tutto questo Sì, processo. diciamo che poi non è a soltanto macchinare secondo grano, l'utilizzatore finale magari preferiamo fare un test piuttosto che un altro. Ah, certo. Allora vi faccio vedere, ecco qua per esempio ce n'è uno. Questo è il farinografo. Abbiamo
se c'è, eccolo qua. La curva è un po' diversa. Lui cosa ci fa capire? Quanto acqua ha bisogno per raggiungere questa consistenza, e lo vediamo da qua. Per esempio questa ha 54,9% di acqua, ma soprattutto il valore che ci interessa è capire per quanto tempo l'impasto riesce a mantenere questa stabilità. Infatti vedete che la curva è orizzontale e poi leggermente scende. Ecco, in questo punto qua vuol dire che ha perso un po' di consistenza. Ecco, più è lunga questa stabilità, quindi questa tenuta, più la farina si presta a lunghe maturazioni. Se volessi fare una farina per grandi lievitati ho bisogno di una lunghissima maturazione e quindi di una lunghissima stabilità. Questa com'è per stabile? Questa è una farina per panificazione. Abbastanza stabile. Sì, non tantissimo, infatti a 6 minuti. Le farine per esempio per grandi lievitati riesce a raggiungere oltre 20 minuti di stabilità. E quindi anche l'assorbimento dell'acqua. Che serve quello per le pizze, per esempio, a per lunga maturazione. Le sì. pizze 72 ore. Se facciamo una pizza per lunga maturazione, anche in quel caso ho bisogno di una farina con queste caratteristiche. Non è soltanto questo quello che guardiamo, ricordiamoci che il 70% della farina è amido e anche l'amido ha un ruolo fondamentale. Per esempio la colorazione è a carico dell'amido, l'alveolatura anche è a carico dell'amido, anche l'assorbimento in parte ha a che fare con l'amido. Questi test legati all'amido li facciamo quest'altro apparecchio qua. Questo è l'amilografo, anche questo è di Brabender, sia il farinografo che l'amilografo sono di Brabender, un'azienda tedesca. E qua cosa si fa? Si mette dentro dell'acqua e della farina, fa mescolare, questo contenitore raggiunge i 100 gradi, man mano che si alza la temperatura si gelatinizza l'amido. Questa resistenza che oppone l'amido viene anche questa trasmessa in un grafico che ci fa capire quant'è la viscosità. Sono Chopin e Brabender, diciamo che sono le due aziende leader, una è francese e una è tedesca, sì. Ecco qua cosa si fa? Si mette dentro della farina, dell'acqua, questa volta anche sale e lievito, si simula proprio in tutto e per tutto la panificazione. La farina viene messa qua dentro, sopra l'impasto mettiamo un peso di 2 kg, la camera verrà sigillata, avviene la lievitazione, è una cosa semplicissima. Le amilasi attaccano l'amido, producono zucchero che poi sarà lievito, nutrimento per il lievito, si produce CO2. In che tempi si riesce a raggiungere il massimo grado di gelatinizzazione dell'amido? La gelatinizzazione dell'amido, anche questa è legata al volume, ma anche allo shelf life del prodotto finale. L'aspetto dell'amido diciamo che è fondamentale per alcune tipologie. Per esempio se voglio fare grandi lievitati è importante tanto quanto il W. Ultimo test che facciamo, che secondo me è uno dei più importanti, il reofermentografo. Faccio vedere qual è l'apparecchio che determinerà lo sviluppo del lievitato. Possiamo vedere quanto CO2 ho prodotto nell'arco delle 3 ore, fa capire qual è lo sviluppo che raggiungerà il lievitato, sempre nel corso delle 3 ore. Un valore secondo me fondamentale che il mugnaio valuta è il coefficiente di ritenzione. Che cos'è? È la quantità di gas che l'impasto riesce a trattenere. Cioè io posso avere un'attività amilasica magari altissima, ma poi il reticolo proteico non trattiene questi gas, quindi lui che fa? Si sviluppa, si gonfia, poi si scoppia e l'impasto se ne cala. Ecco, questo rapporto tra gas prodotto e gas trattenuto secondo me è uno degli aspetti fondamentali, più della qualità del glutine e più della qualità di tutto il resto, insomma. Quindi se ho capito bene il lavoro che fai tu come mugnaio è: arrivano queste farine con lotti diversi, arriva il grano, fai dei test, analizziamo, viene messo in silos diversi, a seconda della farina che devo produrre, ecco, miscelo il grano, magari un grano di forza al 20%, un grano un po' più debole all'80%, se voglio fare una farina di produzione standard, se voglio fare grandi lievitati magari utilizzerò farine un po' più proteiche. In funzione di quello regolo la macinazione, è importante che la macinazione avvenga in un certo modo, perché in macinazione si possono anche danneggiare non solo il glutine ma anche l'amido. Ecco, quello è fondamentale per il prodotto finito, per il risultato del prodotto finito. Tu li fai i test, quindi alla fine del processo facciamo tutto qui, sì. Viene fatto tutto in laboratorio. Diciamo che una volta molti apparecchi non c'erano ed era molto più complicato. Per esempio l'umidità, che una volta si faceva con la stufa, ci voleva un'ora e mezza, ora in 30 secondi riusciamo a fare l'umidità. Oppure le ceneri con il forno a muffola, prima ci volevano 6 ore,
adesso in 30 secondi riusciamo a avere le Io ho ceneri. vissuto l'uno Ecco, e l'altro. sì, io da tanti anni che lavoro qua e quindi diciamo che ho avuto la fortuna di poter vivere, ecco, questo sviluppo. Poi la fortuna mia è anche che lavoro in un'azienda che ha sempre investito nell'innovazione, è un'azienda molto virtuosa e che io sono sì, magari fissato, ma loro mi vengono dietro perché se gli dico che mi serve un apparecchio, per esempio questo qui è l'SD Matic, un apparecchio che in Italia ce ne sono pochissimi, serve a determinare il danneggiamento dell'amido, un apparecchio che per molti è inutile, per me invece è fondamentale, quindi naturalmente ogni apparecchio ci dà una mano. Il mugnaio una volta toccava la farina che da solo riusciva a determinare l'umidità e le ceneri. Insomma, era una cosa abbastanza, forse romantica, ma poco veritiera. La strumentazione sicuramente ci dà una mano. Addirittura nell'impianto ci sono 2 apparecchi a infrarossi in linea che riescono a determinare ogni minuto l'umidità, le proteine, il danneggiamento dell'amido. Ecco, quindi la strumentazione ci ha dato una bella mano d'aiuto. Anche regolare la macinazione è fondamentale se l'elettronica d'aiuto. Abbiamo sonde di livello in ogni tubo, sonde di temperatura in ogni linea, controllo assorbimenti di ogni motore, quindi ecco, vediamo se il carico della macinazione cambia o se l'umidità cambia. È un controllo continuo. È un controllo continuo. Secondo per secondo, proprio. L'impianto va avanti 24 ore su 24 e se non avessimo questi aiuti sicuramente non si ferma mai? Non si ferma mai. Fermiamo il fine settimana, la domenica, Per la manutenzione. sempre in funzione delle Ma anche esigenze. la notte, quindi c'è un turno? La notte lavora sempre, ci sono alcune ore della notte addirittura che il mulino va, noi chiamiamo in gerga uomo assente, cioè è tutto gestito dall'elettronica. A seconda di come sono configurate alcuni parametri, lui da solo sa se l'allarme è un allarme fondamentale e deve fermare l'impianto, se è un allarme magari secondario mette magari più piano la portata, se deve cambiare silos di destinazione. Ecco, da solo diciamo che si riesce ad autogestire, fermo restando che arriva il messaggio e la telefonata e io anche se di notte mi sveglio e sì, da remoto riesco a fare una buona parte di manovre. Facciamo qualcosa come 40 referenze diverse, farine da 100 di W per i grissini a 500 di W, farine dedicate al settore della pasticceria, al settore della pizzeria e alla panificazione. E inoltre facciamo anche tanti semilavorati, ormai c'è un po' la moda di questi semilavorati con farine diverse, quindi con farro, con orzo, con mais, semi di girasole, semi di lino. Diciamo che c'è una sensibilità diversa all'alimentazione e quindi anche noi ci siamo fatti trovare pronti per cercare di fare anche questi prodotti qua.